in questi giorni abbiamo assistito a un aumento di accessi ai pronto soccorsi della Regione, in particolare insomma, nei presidi di Gorizia, Palmanova, ma oggi mi sembra di aver capito che tocca a Trieste come numero di accessi giornalieri, e i reparti appunto di medicina pieni, e l'impossibilità appunto di poter accogliere pazienti ricoverati appunto soprattutto in questi presidi. Abbiamo visto anche noi l'articolo dove c'era appunto l'accesso agli atti dei legali dei familiari delle vittime, dove si richiama insomma questi 5 posti di letti di terapia intensiva e subintensiva attivati in regione rispetto ai 140 previsti nell'ambito del potenziamento della rete ospedaliera per far fronte appunto all'emergenza Covid. Ritenuto anche che tenere diciamo, all'interno del pronto soccorso pazienti che siano appunto positivi e sovrapposti a pazienti, insomma con percorsi sovrapposti a pazienti non Covid, sia sicuramente un pericolo. E tra l'altro nel report, famoso report ministeriale, erano state segnalate anche queste criticità, soprattutto per quanto riguarda il presidio di Palmanova. Abbiamo visto anche che rispetto all'aggiornamento dei piani pandemici, Asugi è l'unica che ha aggiornato un po' il piano pandemico, gli altri sono un po' in ritardo, ma sicuramente con Omicron che corre probabilmente c'è la necessità ancora di rivederli e di renderli più connessi con il correre appunto dell'infezione. A questo punto volevamo sapere dall'assessore l'entità degli aumenti appunto degli accessi nei pronti soccorso della Regione e le azioni messe in essere dagli enti ovviamente sanitari per poter rispondere a queste pressioni, anche rispetto appunto alle criticità che erano emerse nell'ispezione presso Gorizia e Palmanova. Grazie. Prego, Assessore. I dati regionali dell'accesso ai pronti soccorsi sono soggetti a monitoraggio giornaliero da parte di Agena e del Ministero della Salute. I dati suddivisi tra accessi totali e accessi registrati Covid sono stratificati per codice di triage e risultano pubblicati sul sito internet di Agena nella pagina portale Covid-19. Nel corso degli ultimi mesi i dati sono in costante aumento, come evince la tabella seguente che le consegnerò, ma leggerò nei tratti più significativi, che riporta i dati dal mese di marzo 2021 all'11 gennaio 2022. Il trend in crescita di maggio è ben rappresentato dal grafico successivo, quindi leggerò il periodo, leggerò gli accessi totali e l'ultimo numero è l'accesso al Covid. Marzo 21, accessi totali 874, dei quali Covid 161. Aprile 2021, 88691, maggio 2021, 1016 63, giugno 2021, 1240 68, luglio 2021, 1245 54, agosto 2021, 1219 56, settembre 2021, 1164 60, ottobre 2021, 1184 87, novembre 2021, 1161 148, dicembre 2021 1091 142, gennaio 2022, naturalmente all'11 gennaio, solo all'11 gennaio 1079, questo dà la portata della complessità della pressione che le nostre strutture stanno vivendo, con 196 accessi Covid. Le aziende, pur con le difficoltà note relative in parte anche all'assenza degli operatori dovuti scontiamo un numero elevatissimo di ricontagi e di persone che non ancora si sono vaccinate e non sono in adempimento di quelle che sono le condizioni di accesso sul Green Pass come obbligatorietà al sistema. Quindi la difficile reperimento delle risorse comunque ancora stanno assicurando la duplicità dei percorsi per la gestione separata degli utenti Covid e la continuità del servizio in tutti i pronti soccorsi aziendali. Il maggior afflusso dei pazienti atto da maggio 2021 e l'adozione delle procedure e protocolli Covid inevitabilmente provoca una presenza e uno stazionamento dei pazienti inevitabilmente delle strutture, che scontano anche, in particolare in alcuni pronti soccorsi, agli onori delle cronache negli ultimi giorni, giustamente per i problemi, ma anche scontano evidentemente la natura strutturale che non è stata adeguata nel corso degli anni. Grazie. Consigliere D'Alzovo. Io ringrazio l'assessore e leggerò la risposta che mi darà. È ovvio che
Come ho detto anche prima, con questa variante i numeri sono impressionanti e temo che, visto che il picco non è ancora arrivato, a fine mese conteremo sicuramente accessi ancora superiori. Grazie. Grazie.